porreste nel vostro giardino, per quanto ampio, la forma quadrata con taglio o morbide figure di tal fatta? Eppure son pezzi da 90, anzi da museo, che all'aperto non soffrono le intemperie, anzi si ingentiliscono, si piegano, si sdraiano, sembrano poltrone, invece è una figura femminile realizzata nel 1951. E dire che nel 1928 volavano in bassorilievo Nel vento dell'Ovest è il titolo originale. E nello Yorkshire Sculpture Park, un parcheggio all'aperto di sculture, che per quanto in bronzo, questi pezzi reclinati paiono essere alquanto corrosi. Sulla riva del Tamigi c'è chi si fa fotografare sotto una solida serratura. Nella piazza centrale di Toronto può mancare il Sagittario o un rilievo di sollievo. Relief può significare entrambe le cose, eppure aveva iniziato plasmando femmine primordiali, comprensibili dee naturali, per arrivare a gabbie per uccelli ispirato all'arte primitiva africana. Così, di scoperta in scoperta, per trovar se stesso, finì con una standing ovation nella felicità familiare. Qualcuno penserà quanto deve aver sofferto, che compagnia avrà frequentato. Invece no, fu un uomo fortunato, eletto membro onorario dell'American Academy, insignito dell'Order of Merit, massima onorificenza britannica, direttamente dalla regina Elisabetta, nonché dall'allora presidente Giovanni Leone, la Croce al Merito della Repubblica Italiana. La motivazione non sappiamo. Certo è che comprò casa a Forte dei Marmi per essere vicino alle cave di marmo. Nel 1908, 10 anni dopo Moore, a Bergamo nacque Giacomo Manzoni, Manzù in bergamasco. Lo vediamo accanto a Giovanni XXIII, mentre presenta il busto in bronzo del Papa Buono. Iniziò a lavorare ad 11 anni, da intagliatore, e con umiltà proseguì il suo cammino da autodidatta finché in Vaticano, nel 1933, vedendo il pontefice seduto tra due cardinali, troverà il suo primo motivo di ispirazione. L'arcivescovo di Bologna, Giacomo Lercaro, è scolpito avvolto nel piviale, quasi costretto ad annullare la fisicità in un triangolo ieratico monumentale. Solo il volto, con leggera doratura, rivela l'uomo. Progressivamente accentuerà la stilizzazione, allontanandosi dal modello. Altro tema che svilupperà è quello della fanciulla seduta. Un adolescente su una sedia impagliata, il volto imbronciato, un corpo indurito dalla inutile nudità, destinata ad occupare con la sedia uno spazio. L'attesa di un annuncio. Nel 1938 conobbe a Venezia Francesca Blanc, ispiratrice dei passi di danza. Inizia la ricerca di un movimento sobrio, certo più delle danzatrici di Degas. Il suo rapporto con Papa Angelo Roncalli restò forte, anch'esso di Bergamo, e per quanto Manzù si proclamasse comunista, fu lui, l'ateo, a fondere la porta della morte. Non senza polemiche in Vaticano. All'interno si vede una solenne processione di prelati. All'esterno la porta di destra
rappresenta la morte di Abele ed il deliquio di Santa Teresa. Sopra un tralcio di spighe la morte di Cristo, drammatica nel lievissimo stiacciato, ove figure, per quanto realistiche, emergono a sfioro dalla lastra di bronzo. Nella parte inferiore dell'altra porta si riconosce Giovanni XXIII in preghiera, una formella aggiunta dopo la sua morte, e rappresentazioni delle cosiddette morti civili. Sopra di queste il trapasso di Maria e l'Assunzione. L'artista, a differenza di quanto fece nella crocifissione, adotta l'alto rilievo, e se la figura di Maria è in abbandono, gli angeli sono di incredibile leggerezza. Nel 1942 aveva vinto il Gran Premio della Quadriennale di Roma con Francesca Blanc, che posò per lui anche sulla sedia che si rovescia, una bizzarria d'artista. Il busto di Amy ci rammenta la compostezza delle Madonne del Latte, ma sarà con Inge Schabel, che vediamo di profilo, sua seconda moglie, che incontrerà nel 1954 a Salisburgo, che raggiungerà l'amore e la maturità. Guardando la pattinatrice, ossia Inge, vorremmo riformulare la domanda che ponemmo per le opere di Moore. La mettereste nel vostro giardino? Certo che sì, a rischio di far infuriare Giove Pluvio. Perché abbiamo voluto accostare questi due artisti, peraltro coevi, ed entrambi riconosciuti come maestri? Ebbene, il primo ebbe natali fortunati, frequentò i salotti buoni e libero dalle briglie ideologiche e religiose del secondo, osò ciò che Manzù mai si sarebbe potuto sognare, ingabbiato come i suoi cardinali.